culla. Se da quando avete 7 anni voi sognate di avere questa culla con tutte le vetrine, i merletti, compratevela, perché a volte è bello, penso, farsi un regalo, farsi felici e realizzare un sogno. Se così non è, la culla non serve, ecco, possiamo dirlo, è già una spesa in più, proprio inventata. Se avete la vostra di quando eravate piccoli, se ve l'ha passata la vostra cugina, la potete usare, però ecco, il periodo in cui si usa è proprio breve, pochi mesi, e poi il bimbo comunque passa nel lettino o nel letto. Lettino, poi adesso c'è il lettino da campeggio, adesso tante volte le mamme hanno tutto doppio perché ci sono i nonni che curano e l'accessorio viene acquistato per casa e anche per casa della nonna, proprio perché abbiamo quest'idea che serva l'accessorio. Le alternative, la cestina montessoriana, un normalissimo letto singolo, perché non è che anche il lettino con le sbarre non è una tappa obbligata, anzi, cioè un'invenzione piuttosto recente. Il bambino può dormire direttamente in un letto singolo, finché è piccolino gli metto intorno un cuscino d'allattamento, qualcosa per farlo sentire un po' contenuto, e poi mano a mano che cresce il letto è già lì. Se è piccolo abbiamo paura che casca, mettiamo un cuscino per terra o prendiamo una spondina, e poi è comunque più sicuro perché comincia a scendere, a salire da solo e non cerca di scavalcare. Qui ci sono varie possibilità, il materasso, il lettino, un letto estensibile, il lettone, ci sono tante famiglie che hanno scoperto che hanno piacere di tenersi il bambino nel letto, sono tutte cose normali, ecco, cioè per quanto magari una volta nato il bambino, se farete scelte, ad esempio quella di tenervi il bimbo vicino, magari qualcuno dirà no, ma non puoi, non devi, ecco, non è niente di strano, cioè nell'80% dei paesi del mondo i bambini dormono vicino ai loro genitori, perché funzionano così, perché si sentono più tranquilli se sono vicini.